Spiccano qui i nomi di due atlete statunitensi, quello di Diane Williams, 27enne di Chicago, quarta ai campionati del mondo di Roma, terza nell'edizione precedente di Helsinki, primato personale 10,88 a Indianapolis in occasione del 10,49 attuale primato del mondo della Florence Griffith, e poi Benita Fitzgerald Brown, medaglia d'oro a Los Angeles sui 100 ad ostacoli, sono in terza e in quinta corsia. Con loro in quarta corsia Anna Rita Angozzi, nata ad Oristano, 21enne, che quest'anno ha corso in 11,41 primato personale al Sestriere in occasione del meeting. Ed eccole dunque le protagoniste, ed è in quarta corsia la Williams che vince in 11,23 davanti alla Angozzi, che quindi ha sconfitto la Fitzgerald Brown, giunta terza. Un risultato eccellente, ripetiamo.